Ho dato indirizzo al comando di polizia locale di valutare una modifica al regolamento di polizia urbana di Jesolo che possa entrare in vigore prima dell'estate e che preveda un divieto generalizzato in tutto il territorio di girare con coltelli o altri strumenti atti ad offendere, ovviamente senza una giustificazione valida. Quello a cui si appresta Jesolo è un ulteriore giro di vite contro il preoccupante diffondersi di armi da taglio, soprattutto tra bande di giovani che già di per sé rappresentano un problema di criminalità e ordine pubblico. L'anno scorso l'amministrazione era stata tra le prime a dotare la propria polizia locale di un valido strumento di controllo anticoltelli. Avevamo accolto l'estate scorsa l'indirizzo del prefetto che, oltre a chiederci di istituire le zone rosse, ci aveva consigliato di utilizzare i metal detector, cosa che abbiamo fatto in alcuni snodi principali, come ad esempio la stazione degli autobus, proprio in funzione preventiva per capire se giovani o giovanissimi, come in questo caso, girassero con questo tipo di armi. In Italia i coltelli sono diventati l'arma principale per omicidi e rapine, con numeri che stanno spingendo il governo a valutare una reclusione da 1 a 3 anni per chi verrà sorpreso in possesso di una lama sopra i 5 centimetri nelle vicinanze di banche, istituti di istruzione e formazione, parchi e giardini pubblici e stazioni ferroviarie. Nella bozza del nuovo pacchetto sicurezza sono previste anche sanzioni amministrative accessorie che includono la sospensione della patente, del passaporto o del permesso di soggiorno. Lo scorso anno a Jesolo non abbiamo avuto grandi ritrovamenti di questo tipo, anche se probabilmente il messaggio preventivo ha funzionato, tant'è che l'estate è stata assolutamente tranquilla dal nostro punto di vista, perché purtroppo queste armi messe nelle mani di giovanissimi, minorenni, che magari non hanno neanche la cognizione delle conseguenze gravissime che possono arrecare agli altri, come ad esempio dei tagli mortali, crediamo che la prevenzione sia fondamentale.